Aspresiano la procura chiede 21 anni e 6 mesi per Franco Battaggia, accusato di aver ucciso la 31enne romena. Lui replica con un memoriale. La morte della 17enne Anna Chiti, caduta da un catamarano a Sant'Elena, Venezia. In un video gli istanti dell'incidente, la ragazza non avrebbe avuto nessun contratto di lavoro, il lutto dell'Istituto Nautico. Al Festival delle Regioni a Venezia il Presidente della Repubblica Mattarella parla di autonomia e lancia un forte richiamo alla leale collaborazione nel rispetto delle competenze stabilite dalla Costituzione. Autonomia, il governo approva il disegno di legge delega sui LEP, intanto a margine del festival i commenti sulla crisi della giunta regionale del Friuli e il possibile effetto domino. 3 anziane truffate e derubate, i carabinieri arrestano un 56enne. In Sinistra Piave 2 asili raggirati da un finto funzionario del comune, la denuncia della FISM. A Paese i funerali di Carlo Durigon, per tutti Carletto a Erode. I familiari hanno scortato in carrozza il feretro fino al cimitero. Nell'omelia del parroco il racconto della sua grande generosità. Parcheggio dell'ex patinodromo a Treviso chiuso fino a sabato, quando ospiterà il palco della tappa del Giro d'Italia. Il comune decide di riasfaltare la pavimentazione e rifare la segnaletica. Sarà visitabile fino a metà giugno la mostra sui 100 anni degli alpini a Conegliano, esposizione inaugurata sabato a Palazzo Sarcinelli, primo dei tanti eventi programmati nel percorso di avvicinamento alla Dunata Triveneta. Buonasera, eccoci in diretta, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Come sempre, prima di incominciare con i nostri servizi, tanta cronaca lo avete sentito in scaletta, vi sottopongo il nostro sondaggio di oggi. Oggi, che è proprio la giornata dell'avvio della zona rossa, tra le polemiche nel quartiere dell'Arcella a Padova, domani il vertice in prefettura a Treviso per stabilire tempi e modi della zona rossa nel capoluogo della Marca, mentre da giorni in città si discute tra esponenti politici, cittadini e commercianti. Allora chiediamo la vostra opinione. La zona rossa è uno strumento efficace? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Vedremo come la pensate questa sera in diretta a Ring dalle 21 con il nostro Nicola Zanetti. Andiamo alla cronaca, abbiamo detto, con l'omicidio di Anica Panfile. 21 anni e 6 mesi è la richiesta di condanna del pubblico ministero nei confronti di Franco Battaggia, accusato di aver ucciso la 31enne. Il legale dell'uomo, l'avvocato Fabio Crea, ha consegnato ai giudici delle dichiarazioni spontanee dell'imputato. In aula, Franco Battaglia ha ascoltato la requisitoria del pubblico ministero, chiesti 21 anni e 6 mesi per l'80enne imprenditore accusato di aver ucciso Anica Panfile. La donna scomparve nel nulla il 18 maggio 2023 e fu trovata morta lungo il Piave Aspresiano 3 giorni dopo da un pescatore. Il procuratore della Repubblica Marco Martani e il sostituto Maria Giulia Rizzo, che insieme rappresentano la pubblica accusa, hanno ripercorso tutte le tappe dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Battaglia. Secondo la procura non ci sono dubbi, lui ha ucciso la mamma 32enne romena. Un delitto di impeto provocato dalla cocaina che entrambi avevano assunto quel pomeriggio. Dopo l'omicidio l'imputato l'avrebbe avvolta in un tappeto e con l'aiuto di una panca da esercizi ginnici avrebbe caricato il corpo dentro un furgone pick-up prima di scaricarla nel canale della Vittoria. Sono state concesse le attenuanti generiche, ma gli è stata contestata la recidiva. Era già stato condannato per l'omicidio volontario di un nomade. Un episodio di tantissimi anni fa che nulla c'entra con quello che è una situazione come quella di oggi, è un precedente penale, quindi l'hanno valorizzato in senso negativo e a mio giudizio quello è stato uno degli elementi che ha pesato molto nell'indirizzare univocamente le indagini da parte degli inquirenti nella fase iniziale, cosa che ha a mio giudizio pregiudicato l'esito o la possibilità di verificare ipotesi alternative che erano presenti già all'inizio delle indagini e che non sono state percorse. Il legale ha anche consegnato delle dichiarazioni spontanee di Battaglia. Sostanzialmente delle dichiarazioni spontanee in cui lui ha giustificato la sua presenza in località Palazzon, che è dove gli inquirenti ritengono che è la zona dove sia stato gettato il cadavere. Quindi lui ha ammesso sostanzialmente di essere passato di là? Sì, come tante altre volte, come abbiamo dimostrato tecnicamente nel corso dell'istruttoria, lui era una zona che frequentava.
Le parti civili, l'avvocato Giulia Serafini, per i 3 figli che Annika ha avuto nel corso di un precedente matrimonio, ha chiesto circa 2 milioni come risarcimento dei danni. Marcello Stellin, che rappresenta la più piccola, che si trova ora in stato di affidamento, ha chiesto circa 800.000 euro. La difesa di Battaglia, affidata all'avvocato Fabio Crea, discuterà invece nella prossima udienza fissata per il 4 giugno. Torniamo ora sulla morte della 17enne Anna Chiti a Venezia, la giovane nata a Treviso, studentessa dell'Istituto Nautico. C'è un video che ha ripreso gli istanti drammatici dell'incidente. La ragazza, a quanto pare, dalle ultime informazioni, non aveva nessun tipo di contratto di lavoro. Le telecamere di videosorveglianza del club nautico Maria Sant'Elena hanno ripreso il momento in cui Anna Chiti, la 17enne morta nel suo primo giorno di lavoro, cade dal catamarano. Anna, riferisce il titolare scioccato dall'accaduto, stava tentando di saltare sul pontile con la cima in mano, ma è inciampata finendo in acqua. È riemersa tentando di risalire, ma la cima è stata agganciata dall'elica in movimento e l'ha trascinata giù. Questa dunque sarebbe la tragica dinamica che avrebbe ucciso Anna. Le immagini sono state consegnate agli inquirenti, che ora hanno il compito di ricostruire l'esatta dinamica. Poi il magistrato deciderà se disporre o meno l'autopsia sul corpo della 17enne. Intanto a Malcontenta, dove la ragazza viveva con la famiglia, nessuno risponde al citofono. Il papà Umberto ha passato gran parte della giornata in Capitaneria di Porto insieme agli uomini della Guardia Costiera, che eseguiranno controlli approfonditi. Mentre nell'istituto superiore che frequentava Anna si vedono le bandiere a mezz'asta listate a lutto ed è stato osservato un minuto di silenzio. In tutte le sedi dell'istituto alle ore 11 è stato un momento veramente molto partecipato da parte di tutti. E naturalmente l'istituto anche sta provvedendo ad annullare le manifestazioni che erano in programma in questi giorni. Criscione, insegnante di Anna al primo anno, la ricorda come una ragazza solare, sempre disponibile ed energica. Era una ragazza molto solare, molto energica. La sua energia e il suo sorriso colpivano subito tutti. Metteva veramente tutto il suo impegno in quello che faceva e in quello che stava facendo. Lasciamo per qualche istante la cronaca, andiamo alla politica adesso, con Venezia che è stata al centro della politica nazionale per la seconda giornata del Festival delle Regioni, a cui ha partecipato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel suo intervento a Palazzo Ducale ha parlato di autonomia, lanciando un forte richiamo alla leale collaborazione nel rispetto dei limiti e delle competenze stabiliti dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, a fine di orientare tali rapporti, ha da tempo enunciato il principio della leale collaborazione. Ne hanno sempre parlato i Presidenti delle Regioni, anche in occasione di questi festival, affinché l'ordinamento della Repubblica funzioni è indispensabile che Regioni e Stato collaborino proficuamente nel rispetto, ripeto, dei limiti delle competenze proprie stabilite dalla Costituzione o dalle leggi. È un forte appello alla leale collaborazione tra Stato e Regioni, quello che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia dal palco del Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con un intervento non previsto nel programma della giornata, della quale il Capo dello Stato è ospite d'onore, che chiude gli interventi della mattina. Fin da subito il Presidente si riferisce all'autonomia, presente tra i principi fondamentali della Costituzione. L'autonomia comporta il riconoscimento di determinate competenze da esercitare nel rispetto dei limiti stabiliti al dettato costituzionale e al riparo da sconfinamenti altrui. Parole chiare e precise con le quali il Capo dello Stato circoscrive gli ambiti d'azione delle singole regioni e i molteplici intrecci di competenze tra regioni e Stato nell'interesse dei cittadini. Senza la pratica della leale collaborazione diviene impossibile tutelare interessi fondamentali della collettività. Basti pensare alla materia sanitaria, poc'anzi evocata dalla Presidente Federica. Mattarella richiama quindi le regioni alla leale collaborazione e sussidiarietà, riferendosi all'intervento sulla governance multilivello del Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, che l'ha preceduto. L'esperienza ci mostra che un approccio eccessivamente centralizzato, pur mosso da intenti di razionalizzazione,
non sempre è in grado di cogliere fino in fondo l'articolazione e le diversità dei territori a cui dobbiamo dare risposta. Anzi, se calato dall'alto, rischia di accentuare i divari anziché risolverli. Pensiamo ad esempio alle gestioni commissariali in ambito sanitario. Tema dell'autonomia centrale anche nell'intervento del presidente Zaia. Questo Paese non ne viene fuori se noi non capiamo questo paradigma. L'Italia delle disuguaglianze, l'Italia delle due velocità non nasce dal progetto federalista, nasce da un progetto centralista che è stato mal gestito, senza andare in cerca di responsabili. Zaia cita le prossime Olimpiadi Milano-Cortina ed il merito di averle portate in Italia che va, dice, agli enti locali dei territori. Vi lascio con un pensiero. L'autonomia, se non la facciamo per scelta, la dovremo fare per necessità. La giornata veneziana del presidente Mattarella è iniziata pochi minuti dopo le 11 con l'arrivo in motoscafo all'imbarcadero davanti ai Giardini Reali, accolto dal sindaco di Venezia Brugnaro e dal presidente del Veneto Zaia. Un rapido saluto ai pittori sulla riva, un cenno a fotografi e turisti, poi la veloce passeggiata fino a Palazzo Ducale, dove nella sala dello scrutinio era atteso come ospite d'onore del Festival delle Regioni. Al termine dei discorsi ufficiali, il capo dello Stato ha effettuato una veloce visita privata alla Basilica di San Marco, dopo applaudito dalla folla in attesa proprio in piazza San Marco. Il presidente Mattarella è tornato all'imbarcadero e ha lasciato la città. E continuiamo con la politica perché naturalmente scontro sull'autonomia differenziata. I governatori del sud e del centro-sinistra ribadiscono il loro no, e questo nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per l'attuazione dei LEP, i livelli essenziali di prestazione. Io ritengo che si sia insistito in questi ultimi mesi su questo concetto di autonomia differenziata che in qualche modo suona un po' stonata rispetto a quello che invece è emerso stamani. Stamani è emerso un concetto ben più alto che è quello dell'autonomia, non differenziata, ma invece equa e solidale. Si fa presto a dire autonomia, ma è chiaro che a Palazzo Ducale ognuno abbia la propria idea e se la tenga pure stretta. L'autonomia differenziata di cui parlano Luca Zaia e Massimiliano Fedriga non è quella dei colleghi Dem, Gianni per la Toscana o il pugliese Emiliano, che davanti al capo dello Stato lancia allo stesso Zaia una stoccata e marca la differenza di vedute. Ringrazio Luca Zaia che ha un po' approfittato oggi, ma io non gli posso in sua presenza opporre nulla, lo farò poi separatamente in privato. Emiliano, che poco prima di entrare nella sala dello scrutinio era ritornato con i giornalisti sulla pronuncia della Corte Costituzionale dell'autunno scorso, definendo addirittura chiusa la partita sull'autonomia differenziata, tant'è, a Roma si va avanti, o così sembra. Dal Consiglio dei Ministri, convocato praticamente in contemporanea, arriva l'ok al disegno di legge sui LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, norme indispensabili per attuare la riforma per le materie più delicate. Intanto, tra i governatori di centrosinistra si guarda anche alla partita veneta del post Zaia. La presidente sarda Alessandra Todde dà alcuni consigli spassionati. Il centrosinistra deve trovare valori e soprattutto concretezza. Il popolo veneto è un popolo concreto. Lei vede un'Alessandra Todde veneta? Non lo so, io spero in un governatore che possa essere rispondente a quello che i veneti vogliono. E la crisi di giunta in Friuli Venezia Giulia irrompe al Festival delle Regioni. Non ci sto ai giochi di potere, ha detto il presidente Fedriga, e non si esclude un effetto domino su Veneto e Lombardia. Annullata intanto la partecipazione della premier Giorgia Meloni, attesa per domani. Una nota di Palazzo Chigi parla di febbre. Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Fuori Palazzo Ducale, il leghista Massimiliano Fedriga certifica la crisi di giunta in Friuli Venezia Giulia, dove le inquietudini tra Lega e Fratelli d'Italia sono deflagrate sul tema della sanità. Sullo sfondo un'intervista molto critica di Luca Ciriani, ministro meloniano pordenonese, letta come un attacco all'esecutivo regionale e al suo presidente. Da qui il rendezvous, dall'esito ancora incerto,
aperto e che potrebbe innescare un effetto domino politico anche in Lombardia e in Veneto, dove la campagna elettorale di fatto è già iniziata. Io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga. Mi auguro proprio di no, se si lasceranno prendere dalle sirene di altri ragionamenti, allora valuteremo quello che succederà. Ma gli altri ragionamenti, Presidente? Altri ragionamenti di carattere politico e non legati all'interesse dei territori, all'interesse dei nostri cittadini. E se così sarà faremo le valutazioni del caso. A inasprire il clima nel primo pomeriggio l'impugnativa da parte del governo della legge della provincia autonoma di Trento sul terzo mandato, al pari di quanto fatto con la Campania, ma il Trentino ha uno statuto speciale, non certo un dettaglio, come sottolineato dallo stesso Maurizio Fugatti prima dell'incontro con Mattarella e della riunione del Consiglio dei Ministri. Se dovesse esserci un'impugnativa sarà una scelta politica. Le scelte politiche sono legittime, sia chiaro, Tutte le scelte politiche sono legittime. Chiaro che lo stop al terzo mandato per Trento abbia riflessi sul Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale dove Fedriga è quasi a metà del suo secondo mandato e dove, in linea teorica, sarebbe in tempo utile, nel caso di ritorno anticipato alle urne, di ricandidarsi. Il diretto interessato però allontana ogni sospetto. Non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa. Terzo mandato, crisi friulana, fibrillazioni preelettorali in Veneto. Dalla Lega Roberto Marcato in una nota parla di segnali chiari di stampo romanocentrico, più che festival delle regioni, il festival delle tensioni. E allora ritorniamo alla cronaca. È finito agli arresti domiciliari il 56enne napoletano che avrebbe truffato 3 anziane in 3 distinti episodi, chiedendo e ottenendo oro e denaro dopo essersi presentato in divisa da maresciallo dei Carabinieri. I carabinieri assolutamente non chiedono soldi, nel nostro ordinamento giuridico non è prevista la cauzione, quindi quando si sente parlare di cauzione già si deve drizzare le orecchie. Un fatto che deve essere ben chiaro a tutti per prevenire truffe che non sempre si concludono con l'arresto dello dei protagonisti. Cosa che invece è accaduta per un 56enne originario del Napoletano, residente a Palermo, domiciliato a Mira e con dei precedenti penali, che da un paio di giorni è agli arresti nella propria abitazione per essersi spacciato per maresciallo dei Carabinieri, facendosi consegnare in 3 diversi casi da 3 anziane denaro e oggetti in oro per diverse migliaia di euro. Ma alla fine l'avete preso? Sì, è stato l'epilogo di un'attività che è stata svolta dal mese di febbraio dal comando della compagnia dei Carabinieri di Treviso in maniera egregia e anche puntuale, direi. Era un sorta di trasfertista, si muoveva un po' da Palermo a Mira e veniva chiamato in causa proprio quando c'erano da fare questo tipo di truffe, e soprattutto le testimonianze, diciamo le raccolte di videosorveglianza e di tutti quei dati che ci hanno consentito di mettere a sistema un quadro probatorio che poi ha determinato il pubblico ministero prima e il GIP poi a mettere un'ordinanza di custodia cautelare. 3 gli episodi contestati. Il primo a Roncade il 15 gennaio i danni di un ottantenne che gli ha consegnato tra denaro e oro circa 5.000 euro. Stesso importo in oro più 200 euro in contanti invece il 3 febbraio a Zero Branco sottratti da una signora di 93 anni. Nello stesso giorno l'ultimo colpo finito con i carabinieri che l'hanno trovato nell'abitazione di Mira con i 30.000 euro che era riuscito a farsi dare da una 84enne di Treviso che disperata si raccontava così ai nostri microfoni. Mi sono sentita umiliata, adesso ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano. Da questi episodi l'appello dei carabinieri in particolare proprio verso gli anziani. Soprattutto se si presenta una persona in divisa o dice di essere una persona appartenente alle forze di polizia, in particolare un carabiniere, si deve assolutamente chiamare il 112. Nella tarda serata di ieri è stato localizzato sul fondo del Sile a Silea e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco il corpo del cittadino 55enne di origini cinesi che si era allontanato da casa con intenti suicidi lo scorso 15 maggio. La salma è stata riconosciuta
dalla figlia dell'uomo, una 24enne che si era presentata dalle forze dell'ordine segnalando la sparizione del padre e i messaggi con i suoi appunto intenti estremi che le aveva inviato. La stessa ragazza aveva riconosciuto le scarpe del papà ritrovate a bordo fiume poco dopo che dei passanti avevano allertato i soccorritori per un tonfo in acqua e un corpo che avevano visto affiorare dal Sile. Alla vigilia del vertice in prefettura sulla prima zona rossa a Treviso prende vita Sile Garden. Dal 5 giugno al 14 di settembre i giardini di Sant'Andrea si trasformano in un polo di cultura, musica e socialità per restituire dignità e bellezza a un'area simbolo del centro storico. Nasce Sile Garden. Dal 5 giugno al 14 settembre i giardini di Sant'Andrea diventano un nuovo spazio culturale di incontro. Obiettivo: riqualificare l'area a ridosso della futura zona rossa e restituirla alla comunità come luogo vivo, inclusivo e creativo. Perché se esiste il contenitore, in questo caso i giardini di Sant'Andrea, è giusto che ci sia anche un contenuto tale che possa attrarre in quel luogo che appunto è nella, diciamo così, memoria collettiva e nell'immagine collettiva un luogo di degrado, invece renderlo fruibile e renderlo soprattutto luogo di bellezza, luogo di scambio, luogo di incontro. Riqualificazione dei giardini in centro storico alla vigilia del vertice in prefettura per l'istituzione della prima zona rossa in città, con Fratelli d'Italia, per voce di Marina Bonotto, coordinatore comunale, che insiste con la richiesta di estensione del provvedimento ad altre aree critiche come via Collalto e Santa Bona, malgrado le perplessità del sindaco Mario Conte. In attesa di decisioni, l'amministrazione pensa alla rigenerazione di un luogo che è molto più di un giardino urbano. In programma concerti jazz e blues, eventi gastronomici e momenti di scambio tra artisti e pubblico. Musica, jazz, blues, ma anche altre arti, teatro, piuttosto che letture, piuttosto che presentazioni di libri e anche attività per bambini. Abbiamo contattato musicisti locali importanti come Tolo Marton, Alberto Visentin, viene Danny D, viene Daisy. I concerti di jazz saranno di vario tipo, con tanti artisti affermati del territorio o dei luoghi limitrofi, Luca Dell'Anna, Nicola Fazzini, Max Trabucco. Ora veniamo alla denuncia diffusa dalla FISM. 2 asili della sinistra Piave a Conegliano e Salgareda raggirati da un finto funzionario del comune. È tornato a colpire il truffatore che si spaccia per un funzionario del comune e telefona alle segreterie delle scuole dell'infanzia paritarie della Marca. Nella trappola sono finite questa volta le scuole Umberto I di Conegliano e Croce di Salgareda. L'uomo chiama e senza esitazione chiede la restituzione di contributi erroneamente, dice lui, assegnati. A lanciare l'allarme la FISM, la federazione che rappresenta 205 scuole, 60 asili nido e 96 sezioni primavera della provincia di Treviso. In caso di errore dei fondi, spiega la presidente Simonetta Rubinato, la comunicazione per la loro restituzione verrà effettuata dagli enti preposti sempre e solo formalmente via PEC e non certo telefonicamente. In ogni caso, anche se i gestori dovessero ricevere PEC di questo tenore, sono invitati a trasmetterle ai nostri uffici per un'opportuna verifica. Raccomandiamo a tutti massima attenzione. L'appello alle scuole: se doveste ricevere telefonate con tentativi di truffa, siete invitati a contattare le forze dell'ordine e a sporgere formale denuncia tramite legale rappresentante. Ora un veloce break, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. In tanti oggi hanno preso parte ai funerali di Carlo Durigon, per tutti Carletto Aerode, noto ristoratore di paese, un oste appassionato di carrozze e cavalli che incuriosì anche Enzo Tortora, che voleva portarlo, pensate, in trasmissione a Portobello. Carlo ha intrapreso quel viaggio che immaginiamo con una bella carrozza trainata da cavalli, viaggio nel quale è necessario però portare con sé solo la cosa più importante, che è la nostra vita vissuta e specialmente ciò che abbiamo donato agli altri. Un'immagine, ma anche il senso di una vita nelle parole del parroco di paese nel giorno del funerale di Carlo Durigon, per tutti Carletto Aerode.
Un'osteria, la sua, davvero speciale, dove c'era spazio per tutti, per quelle ciacole tipiche trevisane che poi sfociavano a volte in burle, a volte in iniziative di folklore, ma soprattutto benefiche. Immancabile il suo passaggio in Piazza dei Signori il giorno della Befana per distribuire le calze ai più piccoli, così come le sue carrozze che conduceva con inconfondibile tuba sulla testa. Non si è mai capito omaggio ad un tempo andato o sottile ironia verso i paroni di ieri, nobili decaduti di oggi. Un volto, un personaggio, un protagonista della Treviso gioiosa sbocciata dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, quando lo stare assieme compensava la povertà diffusa, come ha ricordato l'amico di sempre Gianni Marini. So osteria, mai grazia, mai una parola brutta, anzi, era la sera così eravamo stufi, tutti ce la donavamo a, bevevamo la nostra squita e sganasai che facevamo così in buona armonia, mangiando un panino a porchetta e il suo paninetto qua sorpresa. Amici dei cavalli che erano quasi arrivati al successo nazionale con Portobello e Enzo Tortora. Abbiamo trovato proprio Tortora e insomma me ne ricordo che aveva dato uomo vestito di nero con sua bombetta, lo guardava con un fiato di sorriso, con un fiato di ammirazione e mi spiegava la storia degli amici dei cavalli, se che abbiamo messo d'accordo, veniremo al paese a fare una audizione. Dopo purtroppo sapevamo come era andata a venire. E l'ultimo viaggio Carletto l'ha fatto scortato proprio da carrozze e cavalli, simbolo del suo tempo, ora diventato un pezzo di storia di Treviso, ma soprattutto dei trevisani. Andiamo proprio in città adesso, ex patinodromo, il comune di Treviso ha deciso di tenere chiuso il parcheggio, attenzione, fino a sabato. Oggi sono in corso i lavori di smantellamento del DJ Village, mentre sabato ci saranno lì le strutture per la partenza della tappa del Giro d'Italia, verranno allestite proprio nel park. Tra domani e venerdì allora Casugana ha deciso di tener chiuso per ripristinare la pavimentazione dell'area e rifare la segnaletica stradale, così da riaprire sabato alle 15, quando ormai la tappa del Giro sarà terminato, il passaggio del Giro sarà terminato. I lavori sono stati avviati già in data odierna, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Zampese, per contenere al massimo i disagi. Abbiamo voluto svolgere in questi 3 giorni l'intervento per restituire alla collettività l'area park a posto, comprensiva di segnaletica orizzontale, quindi un parcheggio che verrà rinnovato. Presentazione e discussione del bilancio invece ieri a Conegliano per Banca Prealpi San Biagio con 68 filiali, il più grande tra i crediti cooperativi del gruppo Cassa Centrale, ribadita la connessione stretta coi territori puntando ad aprire nuove filiali dove altre banche invece le chiudono. A giorni apre una nuova filiale, voi aprite e gli altri chiudono, come mai? Apriamo perché fa parte proprio del nostro modo di essere banca di credito cooperativo. Potremmo quasi definirla la riscossa delle casse rurali, banche che qualche anno fa sembravano destinate alla sparizione sull'onda della globalizzazione economico-finanziaria e che invece oggi sono più attive che mai. Anzi, vanno ad occupare spazi che le grandi banche stanno lasciando dopo aver assorbito con un costo simbolico reti di filiali a volte fondamentali per alcune comunità. Un concetto ribadito dal sindaco di Conegliano all'assemblea per la discussione del bilancio nel Pala Prealpi San Biagio. E per essere attenti devi essere sul territorio. E voi siete questo, siete una realtà che sta sul territorio, che conosce le nostre problematiche, che ha la capacità di intervenire insieme alle amministrazioni locali per dare aiuto ai più deboli. Questo oggi penso che sia una delle mission che abbiamo tutti noi. E per chi pensa che il futuro anche nel sistema bancario sia solo digitale, dal sistema dei crediti cooperativi la risposta è netta. Abbiamo bisogno anche di avere contatto con le famiglie tradizionali, con le imprese, con le aziende anche piccole e soprattutto anche di non fare stare indietro nessuno come gli anziani che rischiano di non avere più nessun punto di riferimento. Riprendersi i territori dunque, una scelta che sembra premiare considerando che nell'ultimo anno Banca Prealpi ha contato 7.000 clienti con più di 8.400 nuove aperture di credito. Un legame tra banca e territorio dove un cliente non è solamente un numero di conto corrente. E da noi vengono tantissimi giovani che giustamente stanno pianificando il loro futuro, vogliono comprare la casa e vengono con pacchi di carta molto spessa, con tante proposte fatte online, tante proposte eccetera, però alla fine il mutuo lo vengono a fare da noi. Perché questo? Perché hanno bisogno del dialogo, hanno bisogno del contatto fisico, hanno bisogno di sentire qualcuno che ti spiega come poter trovare la soluzione. Un legame con il territorio che è anche sostegno economico alle iniziative sociali che per Banca
Prealpi sono significati 6,5 milioni di euro solo nel 2024. Vanno all'associazionismo, vanno al recupero dei beni artistici e culturali, ma è un territorio che ha anche tanti bisogni che non vengono forse ascoltati a grandi livelli, bisogni diciamo così anche primari, e questo per noi è importante poter dare un contributo. Restiamo a Conegliano, anche se cambiamo tema. Sarà visitabile fino a metà giugno la mostra sui 100 anni degli alpini proprio di Conegliano, esposizione inaugurata sabato a Palazzo Sarcinelli, primo dei tanti eventi programmati nel percorso di avvicinamento alla Dunata Triveneta. Città di Conegliano, che è città alpina, qui sono nati il sesto e il settimo, il gruppo Conegliano, e questo momento apre di fatto i festeggiamenti dei 100 anni della sezione con raduno triveneto. Prima Nicola ha detto l'emozione è tanta, l'ha detto lui, immaginate me. Cercate di... siamo partiti. Non ha nascosto l'emozione il presidente degli Alpini di Conegliano per il taglio del nastro alla mostra fotografica di Palazzo Sarcinelli. Doppia emozione perché è la prima volta che oltre 400 fotografie raccontano un secolo di attività delle Penne Nere, ma anche perché è il primo evento ufficiale legato alla Dunata Triveneta programmata per metà giugno. Un raduno che si ripete dopo 10 anni da quello che ha iniziato a caratterizzare l'appuntamento con il terzo raggruppamento come una mini adunata nazionale. Fu infatti in quell'estate del 2014 che gli alpini invasero pacificamente la città del Cima in un grande evento per la massiccia presenza da Trentino e dal Friuli, oltre che dal Veneto, che andò oltre tutte le aspettative. E fino al giorno dello sfilamento, che quest'anno coincide con i 110 anni dalla battaglia del Sostizio tra Piave, Grappa e gli Altopiani, la mostra sarà visitabile tutti i fine settimana per raccontare ciò che gli alpini, per umiltà, tacciono sempre. Mostra storica che ripete e ripercorre quelle che sono le tappe della storia dei nostri alpini, 100 anni di storia. Infatti il titolo, non a caso, è Sezione Alpini di Conegliano, un secolo di storia, 100 anni di opere. Tante le immagini da tutti e 30 i gruppi. Così ritornano alla memoria piccole e grandi attività in quella generosità tipica delle Penne Nere, come nel terremoto in Friuli del 76 o nell'alluvione di Asti del 94, fino alla memoria dell'asilo costruito a Roshos, dove si compì la tragedia dell'Armir-sur-Don, racchiusa tutta in questo sottopasso di Nikolajevka, dove gli alpini italiani sfuggirono alla morsa dell'esercito russo per poi iniziare l'odissea di una ritirata tra fame e gelo. E guardando questa cartina di ieri fa pensare che proprio in questi luoghi stanno accadendo oggi le stesse tragedie, dimostrando ancora una volta che senza memoria siamo costretti a ripetere la stessa storia. Andiamo adesso alle notizie che arrivano dal Bellunese. E dunque partiamo dal caso Algerini sul Nevegale. È stata depositata l'interrogazione di Forza Italia e Patto per far luce sulla vicenda che viene definita estremamente negativa e quantomeno discutibile per l'amministrazione De Pellegrin. Era facilmente evincibile, secondo me, che era una situazione, diciamo, poco trasparente. Hanno sollevato un polverone non solo mediatico le dichiarazioni dell'imprenditore Ivano Viel, parte della compagine italo-algerina pronta a investire 100 milioni di euro per il rilancio del Nevegal. Per Luca Dalle Mule, referente del Patto per Belluno, il racconto di Viel, forse nel tentativo di sollevare l'assessore Franco Roccon da responsabilità, ha gettato benzina sul fuoco. L'assessore Roccon ha mai fatto come pubblico ufficiale una denuncia per un tentativo di riciclaggio, perché sembra in ogni caso per bocca di appunto Ivano Viel configurarsi, essersi configurato quantomeno un tentativo. E il sindaco è mai stato informato? Dalle dichiarazioni di Ivano Viel e dallo stesso assessore Roccon, l'operazione ebbe il via libera in seguito ad accertamenti chiesti sui soci stranieri, dagli esiti rassicuranti seguiti da accordi e presentazioni ufficiali.
viene a dirci che l'assessore Rocon si è informato presso Carabinieri e Prefettura e non fa un bel servizio a queste due autorità, perché alla fine sembra dire che queste avessero riscontrato una perfetta soluzione di legalità. Si rafforza perciò l'invito al sindaco contenuto nell'interrogazione depositata dai 4 consiglieri di Patto e Forza Italia di revocare le deleghe all'assessore Franco Rocon, che peraltro, riferisce Dalle Mule, fu oggetto di discussione con il sindaco sin dai tempi della campagna elettorale. Il sindaco ha detto che avrebbe fatto un tagliando a un anno. Quando è scoppiato il caso, a quel punto, quindi era passato poco più di un anno, ho detto, ma allora, secondo me, il tagliando, quantomeno Rocon, non l'ha superato. E non c'è stata alcuna risposta da parte del sindaco. Oggi l'out-out del patto è inderogabile. Per noi, anche alla luce delle dichiarazioni di Ivano Viel, per noi questa situazione lo rende assolutamente, per noi dal punto di vista politico, incompatibile con l'attuale carica, per cui l'invito al sindaco è quello di una immediata revoca di deleghe. Parliamo ora delle varianti olimpiche sulla statale di Alemagna. I lavori procedono veloci, ma resta da sciogliere con urgenza il nodo di Longarone, lo affermano i costruttori di Ance Belluno e Ane Veneto dopo il sopralluogo ai cantieri olimpici di una nutrita delegazione di imprenditori che hanno incontrato i vertici di ANAS. Preoccupazione è stata espressa per la variante di Longarone. Abbiamo assistito a diversi slittamenti e vorremmo un aggiornamento sulla tabella di marcia da parte di Simico, afferma Paolo De Cian, presidente di Ance Belluno. L'opera infatti è fondamentale per l'intero bellunese e per tutto l'Alto Veneto e a essa sono collegate tutte le altre opere. Su questo perciò servono nuove e urgenti risposte. Il Partito Democratico di Belluno racconta l'attualità della resistenza a 80 anni dalla liberazione. Lo fa con un fitto programma di incontri culturali diffusi sul territorio. Relatore di caratura nazionale per ragionare sulla resistenza sul piano storico e della sua contemporaneità. Li ha ingaggiati la segreteria provinciale del Partito Democratico con il supporto fattivo di partiti e civici del centro-sinistra, CGIL, Rete Studenti, ANPI, ISBREC e Associazione Tina Merlin. Questa rassegna è una rassegna con altissimo valore politico. Noi, ripeto, la vogliamo proporre proprio per cercare di mostrare qual è il lato vivo, attivo e attuale della resistenza oggi. Non una mera opera di commemorazione perciò né di memoria fine a se stessa, oltre agli incontri con illustri storici italiani, il programma prevede installazioni visive cartacee, fumetti, perché l'intento è di raggiungere anche un pubblico giovane in un periodo in cui l'aria non sembra favorevole alla democrazia, in un momento in cui si tenta di schiacciare e di cambiare la storia. Liberazione 80 è la naturale prosecuzione di Matteotti 100, l'insieme di eventi organizzati in provincia a 100 anni dalla morte di Giacomo Matteotti. Noi siamo convinti con questa rassegna di arrivare a un pubblico ampio. Anche le esperienze precedenti, sia con Matteotti che con la rassegna di politica internazionale e con la scuola di politica, hanno avuto un ottimo riscontro. Io credo che anche in questo caso lo avremo e speriamo di avvicinare persone che abbiano voglia di appassionarsi alla vita politica, perché la resistenza ci insegna che in primis bisogna partecipare direttamente agli eventi. È questo che dobbiamo spingere oggi. Una notizia di sport, di volley in chiusura, il sogno del Belluno svanisce a un soffio dal traguardo, in A2 va Sorrento, così ha sancito gara 5 dopo una partita intensa, lottata, emozionante fino all'ultimo scambio in Campania. I rinoceronti hanno lasciato un segno indelebile, non è arrivata la promozione ma una certezza. Squadra e società hanno riportato Belluno a pensare in grande. Delusione tra i tifosi, molti assiepati nei bar a seguire la diretta dai maxi schermo attrezzati per l'occasione. È mancata l'ultima zampata, ma il seme è piantato e ha radici profonde. Era l'ultima notizia, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo adesso le previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci.